L'albero dai rami di cuore, scritto e letto da Ottavio Costa. Quel vigliacco di Jack era uscito allo scoperto. Max ebbe appena il tempo di scorgere indistintamente quel che stava per fare Jack. Nella luce orrida e tremolante dei fulmini all'orizzonte, nel cuore della tempesta, con vento e pioggia e onde a fare da scenario dell'orrore, Jack brandiva con grande sforzo, a malapena, barcollando sotto il suo peso, un pezzo di scoglio aguzzo e tagliente, ben alzato sulla sua testa. E prima che Max potesse fare qualunque cosa, Jack aveva scagliato il masso e la sua maledizione con tutta la forza di cui era capace sulla base della corda di sostegno del ponticello. Per una frazione di secondo non accadde nulla. Poi la corda sfibrata ma non trinciata di netto dal masso si sfilacciò velocemente e il ponticello si liberò dall'ancoraggio a monte, schioccando come una frusta. Max crollò con il ponticello, urtando violentemente la testa contro la roccia liscia e levigata dello scoglio mangiabarche. Non capì che stava morendo, era svenuto per il colpo alla testa. Jack, esaltato e furente, vide Max finire in acqua e non lo vide risalire. Non sarebbe potuto risalire. Il peso del suo grande cuore lo portava verso il fondo. Max stava morendo, ma il faro era riparato e in funzione, e questa era l'unica cosa importante. Mi direte, come nonno, un racconto in cui il protagonista muore? No, non abbiate paura, ragazzi, non abbiate fretta, tante cose devono ancora accadere, alcune normali, altre straordinarie, come solo la vita sa essere. Vi prometto che questa morte non è la fine di tutto, semmai è l'inizio.